La FIDAP organizza questa sera un incontro con le sue associate con un ospite particolare, Aldo Cazzullo, che presenta il libro Le donne erediteranno la terra, un tema sicuramente di grande attualità. Indubbiamente, noi come movimento di opinione che si occupa della promozione della condizione femminile nelle arti, nelle professioni e negli affari non potevamo non approfittare della disponibilità di Aldo Cazzullo intanto di venire presso la nostra sezione in questa splendida cornice all'interno della Valle dei Templi per affrontare una tematica a noi fidapine molto cara. È la tematica della promozione della condizione della donna letta attraverso la presentazione di diverse figure di donne che l'autore ha voluto rappresentare, delle quali ha voluto parlare e che sicuramente danno numerosi spunti di riflessione. Noi siamo ben felici di ospitare questo incontro perché nella città di Agrigento, perché un saggista ed editorialista quale Aldo Cazzullo, che affronta in qualità di uomo una tematica così cara alle donne, sicuramente era davvero un'occasione da non perdere e devo dire che non l'abbiamo assolutamente perso. Ad Agrigento Aldo Cazzullo presenterà oggi in questo incontro con le fidapine un libro recentemente scritto sul mondo delle donne. Sì, io sono davvero convinto che le donne erediteranno la terra, vale per l'Europa, vale per l'Italia, vale in particolare per la Sicilia, perché nelle famiglie la donna siciliana ha sempre contato molto e io sono convinto che sia iniziata una grande ascesa in tutte le professioni, nella medicina, nella magistratura, nella politica, le donne prenderanno il potere e sarà un vantaggio anche per noi uomini, perché le donne prenderanno decisioni sagge, si prenderanno le loro responsabilità, già lo stanno facendo e il libro è dedicato a mia figlia che ha 17 anni, ecco, quella generazione che chiamo generazione Hermione, come il personaggio di Harry Potter, beh, quella generazione davvero farà una rivoluzione, perché sarà del tutto normale che il capo dello Stato o il capo ufficio sia una donna. La donna potrà realizzarsi restando se stessa, senza prendere gli aspetti anche negativi dell'uomo, ma valorizzando la sua diversità, il suo fatto di essere donna. Da cosa nasce, diciamo, l'idea di scrivere questo libro sulle donne? Insomma? Ma il libro è una dichiarazione d'amore verso tutte le donne, a cominciare da mia mamma. Tutti siamo nati da una donna e continuiamo ad amarla anche quando non c'è più, sino appunto a mia figlia. E racconto ad esempio la storia di Bebe Vio, che è una ragazza di 19 anni, è proprio una rappresentante della generazione Hermione, che mi ha insegnato molto, una ragazza, conoscete la storia, promessa della scherma, meningite fulminante, amputate braccia e gambe, ma lei con le protesi vince la medaglia olimpica. Ecco, di queste sono capaci le donne italiane, le giovani donne italiane. Ecco, lei auspica nel libro, c'è un sottotitolo, che le donne quanto prima insomma, supereranno gli uomini. Beh, però questo sorpasso io non lo vedo come una cosa negativa, come una sconfitta degli uomini. Vedo che uomini e donne insieme si occuperanno della terra, dell'ambiente, del futuro e anche del decollo di questa meravigliosa terra. Io l'ho scritto in due libri fa, non esiste nulla di più bello al mondo della Sicilia, quest'isola in mezzo al Mediterraneo, questo lago in cui da 3000 anni si fa la storia, con templi greci che neanche in Grecia, come abbiamo visto qua ad Agrigento, con mosaici bizantini che neanche a Bisanzio, con le montagne a strapiombo su mari caldi da Pasqua a Natale, su spiagge caraibiche. Ecco, la classe politica nazionale siciliana è riuscita a fare fallire tutto questo, non era facile ma ci è riuscita, però i siciliani hanno un enorme potenziale di sviluppo e credo che con l'aiuto delle siciliane anche gli uomini della Sicilia potranno fare grandi cose.